Bordoin, allora ha finito di andare in ferie. Dove è stato di recente? A Napoli a vedere la statua di Pulcinella. Però, ah sì? E ciò. come le è sembrata? Né carne né pesce. No, dai. Però un po' esagerata. Tanto è vero che c'era una turista cinese che ha gradito. Mi sembra molto grande. No, non faccia anche lei le solite allusioni, tra l'altro volgari, al fallo, eh. Fallo, io tiro fuori solo al VAR. Ecco. Ma no, ma chi ha capito? Il fallo è un termine scientifico, si usa nell'embriologia anatomica. A proposito del fallo, a statua a sé il contrario Di me? In che senso, scusi? Perché la statua rappresenta un simbolo fallico e ti tega un fallo simbolico. No, dai. Guarda, lasciamo perdere. Bordoin? Che fa? Ma che si è addormentato? No, ce lo devo pensare, ma chissà quanto Viagra chi ga usa per farla stare così dritta. No. Ma per favore, ma stia serio. No, io avevo sentito che all'inizio volevano farla con la faccia di San Giuliano. Che c'entra adesso l'ex ministro San Giuliano? Eh sì, perché a storia con la boccia già era diventata il segreto di Pulcinella. Per favore. Ma Dai. per favore. Comunque io pensavo che ogni città dovrebbe avere una statua che rappresenta la maschera di quella città. Per esempio Bologna dovrebbe avere una panza che rappresenta Balanzone. Beh, questo potrebbe anche essere, ma a Venezia per esempio lei che maschera proporrebbe? Quella di Pantalone? No, Pantalone sarà T. La teoria è una maschera femminile, per esempio potrebbe essere la maschera di Colombina. Colombina? Però, ma lei crede che sia facile far fare una statua così? L'ha nominato lei prima, il grande scultore Pesce. E ora, Pulcinella lo ha fatto Pesce. Per par condicio, Colombina che ha fatto un scultore veneto Passera. Guarda che bello che c'è il monumento a Rocco Siffredi. Quello sì che c'è un mastro, ciao! Tu sei una cosa grande per me.